benvenuti a questa mostra, se la guardate con attenzione e lo ascoltate, sicuramente vi resterà qualcosa. Io la conosco perché oltre ad essere compaesano di Vittorio siamo di coetanei, quindi abbiamo anche un'infanzia è andata avanti, abbiamo scelto strade diverse e lui si è cimentato prima per conto proprio e poi è diventato un alunno di Dozzo e Dozzo gli ha dato queste lezioni necessarie perché nel tempo lo potesse addirittura superare. Perché oggi chi vede le sue mostre e dice che forse con Dozzo possono andare a crescere. Io sono molto contento delle sinergie fatte in nome della cultura come questa tra la nostra mazza e il comune di Orrori, perché la cultura diventa a un certo punto anche un collante che ci unisce e ci fa conoscere. La xilografia è una delle tre grandi arti incisorie, è la più antica, è la più difficile, è quella che ha un legame con il segno più forte e anche con il fare artigiano. Lavorare, la xilografia deriva dal legno, quindi lavorare il legno, dei legni durissimi come Sollasco, l'Oribacco che utilizza lui è difficilissimo. Nasce fine 400 e primi del 500, come prima delle tecniche incisorie che servivano fondamentalmente a che cosa? A riprodurre l'opera d'arte. Tutti gli artisti volevano riprodurre, avere una copia di quella opera d'arte e non lo potevano fare. Con la xilografia si comincia, con la xilografia, con la fotografia e le altre tecniche, si comincia a riprodurre le opere d'arte. Sardegna è conosciuta in tutto il mondo della storia dell'arte proprio per i grandi xilografi. Flori, Dessì, Dozzo, Veritala. E quindi questi xilografi hanno recuperato questa tecnica antichissima che è durata dai primi anni 50, forse del Novecento, poi non abbiamo più xilografi. E quindi il signor Sirigu diventa l'erede di questa tradizione, cioè ormai non ce n'è di nuovo più, è rimasto solo lei e qualcuno che ci prova, però lei ci riesce e questo ci fa molto piacere e rende quindi le sue opere uniche. E altra grande capacità che lui riesce ad avere è quella di rendere gli specchi d'acqua. Lavora benissimo con gli specchi d'acqua. Guardate, qui siamo probabilmente un fiume di orrori, della zona. Fantasia. Guardate questo cielo bellissimo, che è appunto il cielo del tramonto, e qui vedete che le venature del legno diventano le nuvole, quindi lui si lascia guidare dal legno. Ecco, questo lo utilizzavano molto i maestri del primo Novecento, lui lo utilizza, lo sa utilizzare perché lo ha metabolizzato, però va avanti e arriva proprio a creare queste. Innanzitutto sono Nicolino Sirigu, sono di Orroli, il mio maestro è stato Giovanni Dozzo, ho iniziato la xilografia con il maestro nel 95 e così sono entrato nel mondo dell'incisione. Allora, la xilografia praticamente è una lastra di legno, praticamente deve essere perfetta, proprio in piano, lucida come il vetro, diciamo. Si disegna la tavola, dopo aver disegnato la tavola si prendono i ferri, cioè mulino, sgorbia o punta, e allora si va ad incidere nella parte che praticamente dovrebbe essere in luce, cioè il nero, quello che tu disegni, non lo devi neanche sfiorare. E quindi lavorando tutto al contrario di come tu vedi l'immagine, vai a creare appunto tutti questi contorni che ci sono appunto in base al disegno che tu hai fatto. Dopo aver fatto questo lungo lavoro, perché al massimo ci puoi lavorare 2 ore,
2 ore e mezza, non di più. E si comincia a dare una, diciamo, la prima mano di inchiostro, che sarebbe questa fase qua. In base alla prima mano di inchiostro cominciano a uscire, diciamo, piccoli dettagli che magari per te o all'occhio non va bene, e quindi cominci a togliere, diciamo, quello che a te non ti va bene. E quindi si fa la prima prova, che si chiama prova di stampa, prova d'autore, sarebbe, che poi alla fine è quella sempre che vale di più, perché è sempre un pezzo unico. Appunto, dopo aver fatto certi ritocchi, rifai un'altra passata di inchiostro, rimetti appunto la carta, fai sempre pressione, è tutta stampata a mano, si stampa con un cucchiaio oppure con un osso, insomma, in modo che faccia pressione. Allora si riguarda appunto la stampa, guarda sempre se l'immagine ti va bene, fino a concluderla facendo almeno 3-4 prove massimo di stampa. E poi appunto vai a fare le coppie, che sarebbe una coppia limitata di 25 o 30 massimo, all'ettazione nostra. Appunto si firma tutto al contrario, perché è a specchio, perché poi viene ribaltata l'immagine, e quindi è difficile anche fare la firma, non solo fare un disegno. Niente, allora appunto si fa questa tiratura limitata, che come ha spiegato il direttore del museo, uno cerca sempre di farne il meno possibile, in modo da avere appunto un certo valore artistico. Credo che sia l'unico artista che ha deciso di riproporre la tecnica della xilografia, una tecnica che ci riporta indietro nel tempo. È l'unico che crea le sue opere incidendole su tavole di legno di olivastro. L'olivastro è un legno molto duro, come i sassi dei muri e degli otoli che lui rappresenta.